Cristina Galgano e sono l'amministratore delegato di una società di consulenza. Sono molto felice e anche grata di essere stata invitata a questo evento perché il tema del turismo mi sta molto a cuore, anche come cliente e come operatore economico che diciamo, lavora in questo settore, ma anche in tanti altri settori. Diciamo, a mio parere il turismo è un po', e le bellezze che ha l'Italia sono un po' come il petrolio, no? Sono la nostra vera ricchezza. Il vero tema è poi quello di estrarre e generare valore da questa bellezza in un modo che rispetti l'ambiente, in un modo che rispetti il territorio, in un modo che rispetti il cliente, e quindi diciamo è una sfida sicuramente molto, molto interessante e appassionante. Io sono appena tornata ieri dalle Canarie, che ho trovato tutto sommato molto deludenti, nonostante, perché le mie aspettative che erano molto alte, mi avevano raccontato, però quello che ho apprezzato moltissimo è la capacità di quell'area di valorizzare 4 pietre, alcuni cactus, una casetta di un architetto. Adesso io semplifico un po', però diciamo la capacità forse di chi ha poche risorse, molte meno di quelle che ha un territorio italiano, di valorizzarle al massimo. Io viaggio moltissimo per lavoro, viaggio anche molto per piacere, e mi è capitato di passare qualche giorno ad Abu Dhabi, che è, diciamo, la noia, sabbia, dune, che possono essere gradevoli all'inizio, ma ecco, quello che colpisce di questo esempio molto estremo è quella di creare tantissimo da delle dune. Quindi tantissime diciamo, elementi di divertimento da un territorio che di per sé, culturalmente, dal punto di vista del cibo, dal punto di vista delle bellezze archeologiche, è diciamo, molto vicino allo zero. Quindi c'è un tema interessante qui, che quello è un po' forse la nostra fortuna, ma anche sfortuna, è che avendo tante bellezze, forse in alcuni momenti ci dimentichiamo di come valorizzarle al meglio. L'esempio che mi viene in mente ieri in questo piccolo museo dei cactus, c'era però un bel parcheggio, era facile arrivare, era ben indicato, il parcheggio c'era, era molto semplice, non c'era ansia del tipo siamo sotto Pasqua, non troverò parcheggio. C'era una modalità per fare il biglietto molto veloce, quindi non c'era la coda che spesso uno teme di incontrare nei momenti di picco. Quindi per quanto non fosse un'esperienza stratosferica, però gradevole, tutto quello che è stato il percorso del cliente per arrivare a quel museo dei cactus è stato un percorso senza problemi, cioè in cui tutto fluiva in maniera molto così gradevole, no problem, proprio quello che è il desiderio di qualsiasi persona che è in vacanza. E come vi dicevo, io non opero solo nel mondo del turismo, la società per cui noi Galgano è molto innamorata del tema della qualità. Noi facciamo questa campagna ogni anno, che sarà la 30ª, sul valore etico della qualità, cioè un valore che accomuna un popolo che ha tanta storia, che ha tanta tradizione di qualità. E quindi diciamo questo è un tema anche per noi fortemente culturale. Ecco, questa frase mi ha colpito molto. La ricchezza di un paese si misura dalla qualità del servizio. Io posso prendere un traghetto, non sono miliardario, però ho la sensazione che quel traghetto arrivi puntuale, che io riceva informazioni, che il traghetto le toilette di quel traghetto siano in condizioni decorose. Quindi la vera ricchezza, che è una ricchezza che parte principalmente dalla cultura, si misura dalla qualità dei servizi. Cioè da quello che un qualsiasi cittadino, turista, percepisce la sera. Io sono, non so, mio figlio ha la febbre, ha preso sole, sono qui in Sardegna, vado in una guardia medica, trovo un medico che magari sa parlare l'inglese o che comunque ha delle istruzioni scritte in inglese per cui possa aiutare me a capire quello che posso fare. Io viaggio per esempio per lavoro spesso in Giappone, e la customer experience di una realtà come quella di un albergo giapponese è veramente molto illuminante per le modalità molto ingegnose, perché per esempio i giapponesi hanno una grossa difficoltà a parlare l'inglese, quindi non sono molto favoriti da questo punto di vista. Tuttavia hanno trovato delle cose ingegnose per far sì che anche se voi parlate con una signorina all'ingresso perché volete lasciare i bagagli e la vostra stanza non è ancora pronta, quella ragazzina giovane non è stata a Oxford, però ha un sistema molto chiaro per dirvi
cosa dovete fare. Tira fuori un fogliettino scritto, standardizzato, che vi dice in inglese con delle fotografie dove lasciare il bagaglio, quando, a che ora potete riprenderlo, eccetera, eccetera. Non è una cosa geniale e non è una cosa stratosferica, però è ovvio che siccome i clienti non giapponesi sono tanti e molti hanno bisogno di lasciare il bagaglio perché magari la loro stanza non è pronta, questa situazione è stata gestita. Ce n'è poi uno scritto in francese, ce n'è poi uno scritto in tedesco, ce n'è uno scritto in cinese, perché adesso i cinesi vanno tanto in Giappone per capire come loro organizzano le attività, e quindi hanno creato un sistema a prova di errore per far sì che il caso molto classico di un cliente che voglia lasciare lì i bagagli sia ben gestito, senza no problem, no? Sempre in quest'ottica. Noi lavoriamo molto sulla qualità, e mio padre, fondatore della società che è nata 55 anni fa, era molto importante, e di questo secondo noi il tema più importante è quello di creare un senso di orgoglio. Cioè, la Sardegna è un bellissimo paese, ha delle ricchezze bellissime, ha della gente che ha un cuore, un'ospitalità. Ecco, questo senso d'orgoglio dovrebbe essere il punto fondamentale per fare sistema, per fare in modo che rispetto a altri paesi, che come diceva giustamente il professore, siamo un po' in guerra, rispetto a altri paesi faccia la differenza. Però non si può vivere solo di buone intenzioni o di buon senso, bisogna anche organizzarsi in modo strutturato, perché il mercato non è più così semplice. Noi siamo un team di consulenti e scriviamo tanto sulla qualità, ci piace molto, e questo tema di cultura, lavoriamo in tante realtà di servizi, per esempio la Caronte che trasporta i passeggeri nello stretto di Messina, o che fa altre tratte intermodali, insomma tante realtà del turismo e non del turismo. Allora, io vi parlerò un po' della qualità, del tema del come si crea valore attraverso la qualità. Ho una sfida, perché farlo in 2 ore è per me molto sfidante, le cose che mi piacerebbe raccontarvi sono numerose, però ho cercato di fare una sintesi di quelli che sono alcuni punti chiavi, e parto da questa frase di una persona che ha fondamentalmente cambiato il modo di fare business e ha cambiato anche le aspettative di un cliente. Io adesso che abito a Milano, quando ordino una cosa alle 10 di sera, mi aspetto il giorno dopo di averla a casa. E quindi la mia, come cliente, la mia percezione del tempo è radicalmente cambiata. Io di notte vado, non so, su Expedia, cerco un hotel, cerco un volo e mi organizzo il mio viaggio magari a mezzanotte, mentre qualche anno fa sarei dovuta andare in un'agenzia, mi sarei dovuta attaccare al telefono. Quindi è chiaro che questi cambiamenti generati da operatori come Amazon e dalla tecnologia creano dei clienti che sono sicuramente molto più esigenti e sicuramente molto più impazienti, no? Perché con lo smartphone io mando un messaggio alla mia collega e dopo 5 minuti sono già in attesa di capire perché non mi ha ancora risposto, mentre qualche tempo fa probabilmente mi sarei assestata gli ho scritto adesso, l'ho chiamata, non me l'ho trovata, quindi siamo tutti diventati molto più, diciamo, difficili da gestire. E quindi noi scherzosamente ci permettiamo di dire, perché anche noi siamo clienti, che il cliente è un piccolo mostro. Ma lo diciamo in modo scherzoso perché? Per ricordare che, per esempio, i clienti stranieri o i clienti italiani sono comunque persone che hanno esigenze molto, molto elevate. Sono un pochettino mostri. Perché? Ve lo spiego un po' meglio. Prima di tutto perché ha sempre fame. Qualsiasi cosa voi gli fornite, già pensa a qualche cosa di più. Io compro uno smartphone, l'ho comprato 6 mesi fa, adesso tutto quello che c'era nel mio smartphone, la sveglia, la fotografia, la videocamera, eccetera, eccetera, ne comprassi uno oggi, probabilmente cercherei delle cose aggiuntive, cercherei delle performance che magari fino a qualche anno fa non mi sarei mai sognata. Arrivo in una realtà e, non so, mi viene detto che c'è il wifi. Il wifi adesso magari ritengo che debba essere gratuito, perché magari qualche anno fa non l'avrei neanche chiesto, adesso, soprattutto per chi ha figli giovani che sono sempre collegati all'Instagram, eccetera, il wifi è diventato un fattore implicito. Quindi tutto quello perché questo è un fattore umano, tutto quello che mi viene dato come essere umano lo digerisco e subito dopo lo do, in un certo senso, per scontato. Diventa un po' un elemento
Dopodiché l'altro aspetto interessante, ahimè, è che il cliente, come dice Jeff Bezos, è spietato. Perché un italiano dovrebbe andare in Grecia? Io dovrei dire, ma scusami, ma dai lavoro alle persone che stanno in Sicilia, alla Sardegna, in Puglia, perché sei così spietato? E perché? Perché il cliente quando fa un acquisto guarda il costo e guarda il beneficio. Deve comprare un'automobile? Guarda l'automobile che magari consuma di meno, è più affidabile e sceglie l'automobile coreana, l'automobile giapponese, l'automobile anche italiana, però nel suo processo di acquisto non ha il cuore per dire vabbè andiamo in Puglia perché insomma andiamo sul territorio nazionale. No, quando io devo scegliere, devo comprare il mio televisore, devo comprare la mia automobile, devo scegliere la mia destinazione, guardo semplicemente il costo e i benefici, no? E quindi questo sicuramente mi rende il cliente molto esigente. Quindi non so, ci può essere un momento in alcune località in cui manca l'acqua, emergenza acqua. È normale, anch'io so che in certi paesi ci può essere un periodo di siccità, però quando divento cliente queste cose magari le dimentico, ne sono meno tollerante. L'altro aspetto importante, e questo, due cose, poi dopo la storia finisce bene, quindi non vorrei... È vendicativo perché spesso ci si ricorda un po' di più delle cose negative che di quelle che hanno funzionato. Quindi se c'è qualche piccolo incidente, magari questa cosa diventa oggetto di qualche chiacchiera al bar o con qualche collega. E poi l'altro aspetto importante è che ogni cliente è convinto di essere l'unico. Io arrivo al noleggio delle automobili, c'è il volo che è appena arrivato, ci sono 10 clienti che come me hanno prenotato l'automobile e io sono convinta di essere l'unica. E quindi mi domando perché c'è tutta questa coda, perché non c'è un tappeto rosso solo per me, e quindi questo è un grande tema delle realtà di servizi, il gestire grandi numeri mantenendo la sensazione a ciascun di cliente che sia in un certo senso l'unico, no? E qui il fattore umano è sicuramente l'aspetto determinante. Ecco però la storia finisce bene perché quando un cliente è soddisfatto e riceve quella cura, quell'attenzione, quell'organizzazione, diventa un alleato. Cosa c'è di più bello, una tavolata di amici, di parlare delle vacanze e dire ah io sono stata in Sardegna, è stato bellissimo, si mangiava da Dio, ho visto delle bellissime cose archeologiche, ho visto dei borghi. Quindi il cliente che è soddisfatto, da mostro, diventa invece un agente di marketing. Perché noi sappiamo nel mondo dei servizi che il passaparola è l'elemento più importante. Se io cerco un buon albergo per passare qualche giorno con la mia famiglia, chiederò a un mio collega che è già stato in Sardegna, conosci una bella struttura, voglio fare qualche giorno, voglio portare il mio bambino a fare un po' di mare. Quindi il passaparola, noi sappiamo, è proprio scientificamente provato, che vale molto di più della pubblicità piuttosto che delle inserzioni, e oggi che poi i social media sono così importanti, il passaparola diventa ancora più fondamentale. Quindi siccome le persone amano parlare della loro attività vacanziere, è anche un modo, in un certo senso anche uno status symbol, dire sono stata in Sardegna, sono stata in un bel albergo, ho giocato a golf, sicuramente mi dà anche una visione di come io posso fare delle vacanze molto glamour. Quindi trasformare questo mostro in una principessa è la sfida di qualsiasi territorio. Non dico più di qualsiasi azienda perché, come diceva giustamente l'assessore, è un fattore di sistema. Io posso avere un bellissimo albergo, ma non c'è neanche un autobus che passa, oppure è difficile trovare un taxi, oppure non riesco a trovarlo sulla cartina, quell'albergo da solo rischia di stare in mezzo a un deserto. E quindi il fare sistema è forse l'elemento fondamentale per vincere oggi rispetto ad altri territori. Dunque, questo cliente lo posso trasformare in un alleato. Posso fare in modo che lui raccomandi al signore americano, incontra qualcun altro al golf, dove gioca, non so, in California, dice sai che sono appena stato in un bellissimo posto con mia moglie, abbiamo festeggiato il 50 anni di matrimonio, eccetera, eccetera. Quindi un cliente soddisfatto ritorna. Quindi meno sforzo di marketing, perché già conosce, sa tutto, magari prenota addirittura prima di andarsene, consiglia e genera un passaparola positivo.
collabora, un cliente che percepisce che dall'altra parte c'è un'organizzazione che sta cercando di fare del suo meglio, diventa meno conflittuale. Io ho avuto questa esperienza in un albergo turco, ero a Istanbul, non sono molto brava con le piantine, quindi dovevo raggiungere dei miei colleghi in un luogo, avevo la piantina, la guardavo, era molto vicino la zona, e vado dalla signorina alla reception chiedendo se mi aiutava un attimo a capire all'uscita dell'albergo che strada dovevo fare. Quindi mi dà delle indicazioni molto carine e anche molto gentile e mi avvio per il mio tragitto verso questa sede. A un certo punto mi squilla il telefono, dopo 5 minuti, ed era questa signorina che mi chiamava per chiedere se ero arrivata a destinazione. Ecco, io in effetti poi mi ero persa, quindi questa telefonata è stata provvidenziale, ma questo gesto di chiamarmi, lei il cellulare l'aveva, quando io mi registro il cellulare c'è, quindi non aveva bisogno di fare di niente in più, non c'era nessun aggravio nel processo. Ma questa signorina, avendo capito che io non avevo capito proprio le sue spiegazioni, dopo qualche minuto, avendo fatto un po' mente locale di quanto era il tempo in cui io sarei arrivata a destinazione, mi ha chiamato e ha detto: ah, salve Miss Galgano, è arrivata a destinazione, è tutto a posto? Ecco, questa telefonata, che non richiede investimenti, che non richiede infrastrutture, che non richiede grandi cambiamenti, è quella che mi ha fatto la differenza. E io di quell'albergo, ai miei colleghi che lavorano spesso a Istanbul, faccio continuamente pubblicità. Cioè ne parlo come una realtà che mi ha sorpreso per quel gesto molto piccolo che però per me ha fatto la differenza. 1, perché mi stavo perdendo, 2, perché mi è dimostrato che c'era dall'altra parte una persona che aveva capito il problema e mi stava assistendo fino alla mia destinazione. Quindi inizia a nutrire fiducia e allora a questo punto vi do una definizione di qualità che si riaggancia un po' a quello che diceva l'assessore all'inizio dell'incontro. Noi non vogliamo tante presenze, vogliamo presenze di persone che lasciano tanta ricchezza. Quindi se io decido che il mio target è un tipo di clientela, non quello che fa spesso si dice, non so, a Venezia tanta gente, ma uno si portano il panino, la bottiglietta, non lasciano quasi niente agli operatori di Venezia, quindi è un turismo tutto sommato molto povero, che forse in un certo senso è quasi dannoso per la città. Ecco, se io decido che voglio puntare a un certo tipo di clientela, devo avere in mente questo tipo di rapporto. Le prestazioni che io erogo devono essere all'altezza e devono corrispondere alle aspettative e alle esigenze di un cliente che magari è di fascia alta, quindi è un cliente che viaggia tanto, che non è stato solo nel mio albergo, è stato in tanti alberghi di lusso e quindi che ha un certo tipo di livello di aspettativa un po' sofisticato, un po' elevato. Io prendo questo esempio, poi magari per alcuni operatori questo, non è detto che sarà questo il target, ma prendo questo esempio per andare su questo tipo di concetto. Se quindi punto a un cliente che ha esigenze, che ha tanti soldi, insomma che viaggia, che non ha problemi di denaro, per esempio potrei dire che la mia aspettativa, visto che io sono stata all'albergo di Abu Dhabi, all'albergo di Palma di Maiorca o in California, quindi sono un turista straniero che ha viaggiato tanto e vado a giocare a golf di qua, di là, per esempio potrei dire che io mi aspetterei di poter fare colazione la mattina anche dopo le 11. Perché se io spendo 700 euro, invento, per una notte, magari mi sorprendo che non possa fare colazione una mattina un po' più tardi e che magari la cameriera mi dice: guardi, sono le 11 meno 5, lei ha 5 minuti, prenda tutto quello che vuole perché noi poi alle 11 chiudiamo. Io ho visto in un albergo spagnolo una cosa carina, un albergo anche molto brutto, non bellissimo, ma in cui si diceva: sabato e domenica la nostra colazione è più lunga. Siccome magari voi siete qui e siete persone che lavorate, il sabato e la domenica noi facciamo colazione fino alle 11:45, che è una cosa normale. Molti di noi la mattina del sabato e della domenica ci alziamo un po' più tardi e quindi l'albergo si adegua al cambiamento di questo tipo. Ecco, allora, se io decido che un certo tipo di cliente è quello che ritengo che abbia un spending power più alto,
devo essere bravo nel tarare le mie performance a quelle che sono le aspettative di una persona che è abituato a viaggiare tanto, magari alcune cose non le percepisce come comprensibili. Quindi la sfida della qualità è quella di fare in modo che quello che io erogo sia in linea con le aspettative del cliente che ho di fronte o il cliente che io sto puntando per portarmi a casa. Evidentemente ci sono 3 tipi di esigenze o aspettative. Le implicite. L'aspettativa implicita è che, non so, faccio un esempio molto banale, quando arrivo in un albergo le lenzuola siano pulite. Non è che mi commuovo se vedo il lenzuolo candido, né ho l'esigenza di scrivere su TripAdvisor dicendo guardate erano le lenzuola proprio fantasticamente lavate. No. L'aspettativa implicita quindi non è un fattore di marketing, però è una minaccia, perché se io trovassi la mia camera sporca, allora sì che andrei su tutte le furie. Quindi l'aspettativa implicita non è un fattore di, diciamo, differenziazione, però è quello che fa la differenza se io non trovassi la mia prenotazione, non so, la sera arrivo, ho mandato una mail, ho detto voglio prenotare e la mia camera non c'è, direi che non sei. E magari, cosa interessante, l'operatore notturno non ha nessun potere di decidere di darmi una camera gratis o comunque una camera inizialmente per poi capire dove è finita la mia prenotazione. Quindi mi trovo di fronte una persona che, proprio perché magari l'operatore notturno non è il direttore dell'albergo, in quel momento non ha potere di decidere e io ritengo di essere dalla parte della ragione e comunque sono un po' insoddisfatta. Quindi l'aspettativa implicita, come le lenzuola pulite, sono quello che io devo erogare, che sta parte di quelle che sono le aspettative che non chiedo neanche, io non prenoto la camera dicendo vorrei le lenzuola pulite, vorrei che fosse la persona che ho davanti parla l'inglese, però se è un albergo internazionale magari mi aspetto e lo do per scontato. L'altra aspettativa è quella esplicita, voglio una camera vista mare, voglio una camera silenziosa, voglio un posto che sia vicino al golf, voglio una struttura che mi abbia uno spazio per i bambini. Ecco, io nel fare la mia richiesta dico avete una stanza vista mare? Allora la prenoto. Quindi l'esplicita è quella che il cliente chiede e verifica prima di prenotare. Avete un baby club? Allora sì, ok, allora in quel momento voi avete preso un impegno nei miei confronti che vi ho chiesto prima di prenotare se questa era la situazione e da quel momento per me diventa la mia soddisfazione sarà tanto maggiore quanto più quello che voi mi avete promesso è realizzato. No? Magari scopro che il baby club è aperto dalle 9 alle 11 e dico beh, forse mi aspettavo, l'ho chiesto, non ho chiesto l'orario, mi aspettavo che fosse un orario più esteso. E fino a qui si chiama qualità di difesa, cioè qualità difensiva nel senso che io faccio quello che è implicito nel settore, la pulizia della stanza, e quello che il cliente mi ha chiesto e per il quale io ho dato risposta affermativa, quindi ho preso un impegno. L'ultimo aspetto invece è la qualità eccitante, è quella telefonata della signorina della reception che, avendo colto la mia esigenza, fa qualcosa in più che io non mi aspettavo. Cioè fa quel gesto che, ed è una cosa molto importante, si chiama qualità eccitante perché i clienti ne parlano, proprio perché essendo stati sorpresi si entra nella loro memoria non più come un fatto negativo ma un fatto di cui raccontare. Io mi ricordo sono andata in questo bellissimo albergo a Tokyo, una cosa che mi ha colpito veramente tanto, sono arrivata col taxi, questo signore ha aperto la porta, come spesso capita negli alberghi internazionali, aveva un fogliettino e ha detto lei è la signora Galgano? Benvenuta nel nostro albergo. Avevo un semplice foglio in cui erano stampati gli arrivi di quella fascia oraria. Era una signora, non era un uomo, quindi non c'era molta difficoltà nel capire. Ero italiana, lui l'ha capito. E mi ha detto, lei è la signora Galgano, buongiorno, benvenuti, l'aspettiamo su alla lobby. Quindi aspetti organizzativi molto, molto semplici che però mi restano impressi come cliente. Non me li aspetto e diventano qualità eccitante. Quindi questa è un po' la sfida, avere delle performance, delle prestazioni che siano, diciamo, riconducibili alle aspettative del mio cliente e quindi avere questo rapporto almeno uguale a 1. Quello che io ti do
è conforme a quello che... Una categoria invece da evitare è la qualità superflua. È quella qualità che non genera alcun valore per il cliente, ma assorbe soldi dell'operatore. Prendo sempre il caso dell'albergo perché è il più semplice, poi ce ne sono tanti. Io potrei avere una bellissima camera di albergo molto ben decorata, con del marmo, eccetera, e poi la mattina stare 10 minuti in coda per fare il check-out. Secondo voi, al cliente, se fosse stato un marmo di qualità leggermente inferiore, ma avesse aspettato meno al momento in cui fa il check-out, tutti fanno il check-out alla stessa ora, noi cosa possiamo fare? Però questo fatto che il check-out tutti lo fanno alla stessa ora è un fatto noto. Se io sono un operatore professionista, so che quella è una fascia oraria in cui la copertura deve essere più alta. Perché se io ho il turista americano, che è abituato ad Amazon, è impaziente, e vede magari, è una cosa che spesso mi raccontano i miei colleghi che arrivano dagli Stati Uniti, vedono magari delle persone nel back office della hall, dell'albergo, e dicono: ma come, ci sono 2 operatori che sono qui a fare il check-out, noi siamo in coda e quelli dietro cosa fanno? Ma il cliente qui conta a valore o no? Quindi avere una camera d'albergo molto molto ben arredata, forse assorbendo anche tanti investimenti finanziari, e avere un check-out che è l'ultima cosa che il cliente ricorda, in cui io sto in coda magari 5 minuti, 6 minuti, e vedo il cliente magari che ha difficoltà, la carta di credito non passa, e io sono dietro e dico: ma come, io sto spendendo 600 euro a stanza e devo stare qui in coda? Sto facendo il cliente mostro, Perché non prendono quelle persone e le mettono al banco a fare il check-out? Lo sanno che tra le 9 e le 11 quasi tutti faranno il check-out, ma come mai sono così sprovveduti? E quindi questi sono gli elementi che riguardano la mia capacità di erogare prestazioni conformi, adeguate alle mie aspettative. Quindi magari un tappeto in meno, una alogena meno, così, meno pulsanti, per dire, la vuoi, qualche cuscino in meno, se alcuni hanno il menù del cuscino, e una persona in più nella fascia oraria in cui tutti i clienti sono presenti. Quindi qualità superflua è quella qualità che viene fatta senza capire che le esigenze del cliente, quelle che arrivano prima del suo elenco, sono altre. E quindi questo concetto è un concetto molto importante che riporta ai temi di un famoso professore che è stato anche qui, che si chiama Parasuraman, che dice che nella qualità di un servizio ci sono 5 dimensioni. La prima è la fiducia e la sicurezza. Quindi io penso di avere davanti una persona che sa quello di cui sta parlando. Chiedo gli orari dell'autobus per andare alla spiaggia e ho la sensazione di una persona che sa esattamente quali sono gli orari, perché magari sbaglia di 5 minuti e io perdo quell'autobus e mi trovo a un'ora dopo. Quindi ho la perfetta sensazione di avere davanti una persona che è padrone delle materie di cui mi deve dare informazioni. L'affidabilità, che è mantenere gli impegni presi, e quindi capacità di soddisfare i bisogni impliciti e quelli espliciti. Quindi io ti ho detto che la camera era silenziosa e io arrivo e poi scopro che stanno facendo dei lavori, cosa ci posso fare? L'impresa ha ritardato, ecco, quello è un elemento che sicuramente farà di me un passaparola negativo. L'avevo chiesto e quindi mi aspetto che se mi hai detto sì, sapendo che io stavo arrivando, magari mi sposti di stanza, cioè era un elemento esplicito. La capacità di risposta, questo è un tema molto importante, è la capacità di avere anche degli orari compatibili con le mie esigenze. Quindi avere una possibilità, anche una copertura oraria adeguata a quelle che sono le mie esigenze. Faccio un esempio un po' così che mi colpisce. Io, come tutti i milanesi, spesso vado in Liguria. I negozi del paese dove vado io hanno una mentalità diabolica. Allora io normalmente, visto che vado al mare, vado lì per il mare, normalmente tra le 2 e le 5 e mezza, le 6, spesso anche le 7, sto al mare, non c'è motivo altro che quello. Ecco, alle 7 i negozi chiudono.
Quindi proprio nel momento in cui i turisti, quelli magari che hanno voluto prendersi tutta la giornata di sole, stanno tornando verso la loro casa, il negozio chiude. Mannaggia, questa crisi, porca miseria, i clienti non passano, mannaggia. Vedi? Sono proprio dei... Ecco, in quella fascia oraria in cui tutti i clienti stanno rientrando è il momento in cui il negoziante sta già pensando a tirare giù la saracinesca. Se voi andate in Spagna, i negozi di qualsiasi posto turistico sono aperti almeno fino alle 10, se non fino a mezzanotte. Arrivate la sera, non so, molti fanno i pendolari nel weekend, arrivano il venerdì, escono dall'ufficio, prendono la macchina, arrivano in Liguria verso le 9:15, arrivano nel ristorante e dicono guardi, la nostra cucina chiude alle 9:30, quindi magari se lei vuole un piatto di pomodoro mozzarella ce la facciamo. Ecco, allora il non pensare al customer journey è un errore forte, perché è chiaro che se io chiudo il negozio quando i miei turisti, i miei clienti stanno rientrando, sto cercando da sola una situazione in cui è chiaro che il mio fatturato scenderà. Se il mio ristorante non tiene conto che il venerdì gran parte delle persone, soprattutto milanesi, che sono più o meno tutte persone che hanno magari da lavorare in ufficio con degli orari, se io chiudo il mio ristorante, la cucina del mio ristorante alle 9:15, alle 9, è chiaro che il rischio che il mio fatturato sia basso, nessuno prende un pomeriggio di permesso per arrivare al ristorante quando loro hanno la cucina aperta. Quindi, allora, questa capacità e la capacità di risposta vuol dire modulare i propri orari tenendo conto del viaggio del mio cliente. Quindi questo è un elemento organizzativo, un elemento culturale e quindi sapersi mettere nei suoi panni. Poi c'è la capacità di empatia, la parte del personale e la parte tangibile. Ecco, da questa ricerca fatta sulla qualità del servizio emerge in maniera forte, è una ricerca fatta dal professor Parasuraman che è stato qui a fare diverse lezioni, che l'aspetto più importante per il cliente è l'affidabilità, mantenere gli impegni presi. Questo è il primo elemento. L'ultimo, in ordine di importanza, è l'aspetto tangibile. Avere il tappeto rosso o avere la reception bordata, non so, di velluto damascato è l'ultimo elemento. Cioè, diventa importante nella misura in cui tutti gli altri sono già ritenuti soddisfacenti. Quindi questo è un aspetto importante. E la capacità di mantenere gli impegni presi è principalmente un fatto organizzativo. È un fatto di capire quello che succede al mio cliente e avere le risposte organizzativamente adeguate. Bene, vado veloce. Ecco, l'altro aspetto importante è che, visto che si parla di valore, qual è il motivo per cui io scelgo la Sardegna o scelgo le Canarie o scelgo le Baleari? Perché c'è sempre un rapporto tra i benefici e i costi, che non sono solo costi monetari. Per esempio, io proprio ieri andando in questa isola delle Canarie, che come dicevo non ho trovato particolarmente così entusiasmante, ma carine, sicuramente il costo percepito è basso per quella realtà. Perché? Per esempio io atterro ed è tutto abbastanza semplice. Se io dovessi per esempio andare, facevo un paragone l'altro giorno con una collega, alle Eolie, dovrei prendere un aereo, dovrei prendere una macchina, dovrei prendere un traghetto e quindi sicuramente per me, cliente, magari l'albergo di per sé di quella isola è paragonabile a quello delle Canarie o a quello, però il costo invece collaterale è molto più alto. Ed è il motivo per esempio per cui oggi molta gente sceglie il Frecciarossa e non prende più l'aereo, perché la customer experience per andare a prendere un treno è molto meno faticosa di quella di un aereo. Allora io faccio il check-in, poi faccio il varco di security in cui magari c'è tanta coda, poi sto al gate e aspetto, poi supero il gate e aspetto che arrivi l'autobus se non c'è il finger, quindi ci sono tanti momenti in cui io ho uno sforzo ulteriore, mentre a differenza del treno io arrivo, salgo sulla mia carrozza, mi siedo e sono a posto. Quindi un elemento importante quando io erogo la mia così, qualità,
penso al mio servizio è che il cliente mi valuta sul denaro, ovviamente, sul tempo che io devo impiegare per avere quel tipo di servizio, sullo sforzo fisico, quindi sul fatto che magari io sono una signora anziana, non cammino bene, il fatto di prendere un traghetto per arrivare alle Eolie mi rende la cosa un po' più complessa perché non sto in piedi, non ho voglia di camminare, ho le valigie da trascinare, eccetera, eccetera. Quindi uno sforzo fisico legato a vari aspetti e poi uno sforzo mentale che per i turisti stranieri è molto forte. È l'incertezza. Non so se troverò l'autobus per arrivare al traghetto, io non capisco l'italiano, non so se c'è qualcuno che saprà parlarmi in italiano, non so se i miei bagagli riusciranno a essere trasportati, quindi l'aspetto di stress, in cui magari il fatto di non sentirsi pienamente in controllo, perché non conoscendo la lingua ha timore, non so, che un giorno ci sia uno sciopero piuttosto che le informazioni non vengano fornite correttamente, fa sì che quel viaggio abbia dentro una dose di ansia che lo rende poco rilassante. Quindi lo sforzo fisico, mentale, è quello che spesso un po' si associa magari a quelle notizie non positive che possono essere legate, non so, a Parigi, grande sciopero, tutti a piedi. Allora io devo andare a Parigi e dico no, vabbè, dai, io non so il francese, cosa succede se c'è poi lo sciopero o magari c'è un attentato. Quindi ci sono tanti elementi che per un turista, soprattutto straniero, può essere faticoso. Quindi nel valutare la mia proposta devo tener conto di questi elementi che il cliente ha in mente, più o meno consciamente, di quello che è il costo di quella esperienza. E allora, quali sono un po' le sfide organizzative? Detto questo panorama di quelli che sono gli aspetti importanti da tenere a mente, un po' questo tema. Intanto vedere la customer experience end to end. Io non sono semplicemente, non scelgo una destinazione solo per quell'albergo o per quella località o per quel ristorante. Io penso dal momento in cui salirò sull'aereo o sul traghetto e mi faccio un film, la macchina, i bagagli, i miei bambini, quando arrivo, troverò un taxi, mi porteranno, ci sarà un autobus, oppure se il mio aereo arriva in ritardo, l'autobus non c'è, mi toccherà prendere un taxi. Quindi la customer experience si compone di tanti elementi e il cliente quando sceglie pensa all'intera customer experience. E quindi la capacità, e qui è molto importante, di fare sistema, è molto importante per far sì che ci sia una customer experience che dal momento in cui scendo sul suolo della Sardegna tutto fili abbastanza liscio. Curare i dettagli, quindi guardare alcuni aspetti, come quello che vi dicevo, non so, una bellissima resort che però è male indicato. Beh, adesso con Google Maps è un po' meno importante, oppure non c'è un parcheggio, oppure è difficile da raggiungere. Ecco, quindi alcuni aspetti di dettaglio sono abbastanza importanti. L'altro aspetto è capire, per molti di voi magari hanno degli operatori che lavorano, che i veri attori del marketing sono gli operatori. Io sarò molto più influenzata nella mia customer experience dal signore che sta alla reception, dal cameriere che mi ha servito la colazione, dal taxista che mi ha portato, piuttosto che dalla persona che mi ha seguito, dall'estetista dei messaggi. I veri attori del marketing, di quel passaparola positivo, sono le persone con cui lavoro. Quindi addestrare, formare queste persone a curare la qualità di quello che la capacità di capire, l'empatia, è molto importante perché loro saranno le persone che più incideranno nella mia memoria di quella vacanza. Un altro aspetto, e questo è un aspetto doloroso perché in Italia è uno forse dei temi meno compresi, che la gestione del disservizio può capitare che una volta l'aereo sia in ritardo, che una volta l'acqua manchi perché fa molto caldo, che una volta l'aria condizionata di 2 stanze sia rotta. Ecco, quello che spesso culturalmente si fa fatica a capire è che la gestione del disservizio, che viene chiamata service recovery, è una straordinaria opportunità per sorprendere il cliente.
È chiaro che io cerco di non avere l'aria condizionata rotta, cerco di non avere l'aereo in ritardo, cerco di far sì che tutto fili liscio, ma quando io arrivo in quella situazione devo avere un'organizzazione a prova di bomba. La mia prenotazione non c'è, è andata persa, sarà capitato tante volte, è un evento che un albergatore può prendere tra le possibili ipotesi di cose che non vanno a buon fine. Bene, devo avere una procedura che dice all'operatore notturno che lui è autorizzato a dare una camera a quel cliente o a trovarne un'altra in quell'albergo, in un albergo accanto. Non può l'operatore notturno dire ma sa, io qui guardi sono l'ultimo della scala gerarchica, io non posso prendere decisioni. Ma come? Non è stato previsto questo evento? Lei non ha qualcosa che le dice cosa fare in queste situazioni? Ma questi non sono professionisti, saranno sul mercato da qualche giorno, perché questo è un evento che capita. E io allora mi porto avanti e lo organizzo. Perché? Perché nel momento in cui si manifesta questo disservizio, se io sono bravo nel superare le aspettative del mio cliente, quella diventa una formidabile occasione di marketing. Io di quell'evento parlerò tantissimo, perché essendomi sentita in un certo senso indifesa, io ho trovato una organizzazione accogliente, questo mi rassicura e mi crea una adrenalina positiva molto forte. Quindi saper mappare quali sono i principali disservizi che possono capitare in una struttura alberghiera sulla costa. Quelle sono le soluzioni che devono essere già in piedi. Molto spesso anche noi, credo che a voi sarà capitato come clienti di aver subito un disservizio, non so, vi sarà capitato di avere un volo che era in ritardo o che è stato cancellato. Non so se voi avete mai avuto la sensazione che la struttura fosse quasi la prima volta che gli capitasse. Tutti affastellati vicino al banco del check-in a sentire che cosa diceva l'operatore, dove venivamo riprotetti, quindi la sensazione molto negativa e soprattutto per clienti anglosassoni, per clienti tedeschi che sono molto, molto bravi su questo tema, la sensazione di una struttura che vive quell'evento come se fosse la prima volta che capitasse è una situazione inaccettabile, ha un costo mentale molto alto. E dunque fa sì che spesso, la volta prossima, io non ritornerò mai più in Italia. Vado in un posto più brutto, magari meno, dove si mangia un po' meno bene, però non ho queste sofferenze e questa incertezza. Quindi se posso dare un suggerimento, gestire, prevedere quali sono i principali disservizi e cercare di trovare delle modalità un po' standardizzate per far sì che qualsiasi operatore, anche se voi siete in quel momento occupati da un'altra parte, possa gestirlo sorprendendo il cliente. E vedrete che quello vi tornerà in termini di marketing molto più di una pagina sulla rivista che parla dell'hotel e resort, che parla di turismo. L'altro aspetto che oggi il passaggio di informazioni tra attori del territorio è un fattore fondamentale. E non esistono scuse, perché se prima non c'erano gli strumenti come WhatsApp, come il cellulare, come le app che ti dicono a che ora arriva il traghetto, oggi non ci sono più motivi per cui io non posso non sapere che i miei clienti che arrivano dagli Stati Uniti arriveranno tutti dopo le 10 di sera, perché il volo che arrivava da Roma ha 3 ore di ritardo. Allora perché chiudere la cucina alle 9 sapendo che tutti loro arriveranno alle 10? Gli orari di arrivo degli aerei adesso non è difficile conoscerli. Perché non tenere conto di questa informazione? Perché è come la sensazione del cliente di dire ma come? Sì, è vero, è un fatto eccezionale, però non è che ci vuole tantissimo a sapere che il volo Milano-Olbia ha avuto un contrattempo. Basta un'app per sapere a che ora atterra un volo, o basta una telefonata a un taxista che dice mi guardi, mi ha colpito molto a Reggio Emilia, io vado spesso col Frecciarossa a Reggio Emilia e diciamo c'è sempre, si arriva sempre all'ultimo momento e ho detto al taxista guardi devo fare velocissima perché l'ultimo Frecciarossa per Milano sta per partire.
lui ha mandato un WhatsApp al suo collega che era al parcheggio e mi ha detto: no, guardi signora, stia tranquilla, il mio collega mi ha detto che arriva un quarto d'ora in ritardo, quindi lei può prendersi anche un caffè prima di partire. Non è sicuramente lo strumento che si può standardizzare, però sapere a che ora arriva il traghetto, se il traghetto arriva in ritardo, se il volo non c'è, è un'informazione che oggi una persona adulta sa che si può avere. E quindi perché se arrivo in ritardo e tutti noi che arriviamo da quel volo arriviamo in ritardo, non possiamo ipotizzare che la struttura alberghiera, sapendolo, ha tenuto aperto il self-service o ha tenuto qualche cosa sapendo che un cliente che è stato in aeroporto magari a lungo non ha mangiato e magari ci guadagna anche, fa anche un po' di fatturato, perché io mangio avendo trovato il ristorante aperto e quindi non solo sono contenta ma anche speso quello che non avrei speso trovando il ristorante chiuso alle 10. Noi siamo arrivati alle 10:010. Quindi il fatto di far circolare le informazioni è un fatto di sistema, però poi ci sono anche tanti piccoli accorgimenti che io posso trovare per far sì che, sapendo quello che sta per accadere, io mi attrezzi. È una cosa che spesso succede in alcune realtà dove, non so, arriva solo Ryanair o arriva solo EasyJet o arrivano pochi operatori, ci sono pochi voli in arrivo. Spesso quel volo arriva in ritardo e il bus che doveva portare dall'aeroporto alla città partiva un'ora fa. E quindi si trovano centinaia di turisti che stanno disperatamente cercando un taxi, magari è notte, l'ultimo autobus partiva alle 8:30, io arrivo alle 10, da quel momento il mio atteggiamento verso quella vacanza cambia moltissimo. Lo stress, il costo mentale di non sapere come arrivare all'albergo, sempre mettendosi un po' nei panni dei clienti stranieri, è un costo alto, che mette, diciamo, inquina un po' la serenità che uno ha in mente quando va in vacanza. Quindi questo elemento di coordinamento, ma anche molto spicciolo, laddove è possibile, tra operatori, è a tutto vantaggio del territorio. Quindi questo è un elemento importante. Questo quindi la customer experience è importante vederla end to end, perché un singolo punto di eccellenza, un ottimo ristorante, un bellissimo museo, un bellissimo albergo, se non è, diciamo, accompagnato da una serie di servizi che sono ben coordinati, spesso non è sufficiente. Ok, l'altro aspetto, quindi, qua il vero tema è che gli operatori che sono su un territorio sono tanti, c'è l'aeroporto, c'è il traghetto, c'è il taxi, c'è il car rental che magari chiude a una certa ora, c'è l'autobus, c'è l'hotel, ci sono gli servizi esterni tipo il golf, l'estetista, quello che la spa, piuttosto che il museo. Poi ci sono le guide, gli operatori, i ristoratori, i negozi, altri servizi, non so, la guardia medica. Ecco, il tema importante per vedere se uno guarda la customer experience end to end è che tutti questi attori concorrono a lasciarmi impressa: è stata una bellissima vacanza, o cavolo, è stata sì bella, però insomma non è stata così rilassante. E quindi questo incide molto. E quindi questo è sicuramente una sfida come territorio, laddove poi ovviamente ci possono essere dei collegamenti tra alcuni operatori, almeno per sopperire ad alcune carenze. Per esempio l'orario dei musei, l'orario dei ristoranti. In una località marittima, il cliente tipo, una cosa che ci colpiva delle Canarie, è che l'orario era molto esteso, andava un po' oltre quello che era il nostro implicito italiano. In Italia, a Firenze, un museo magari chiude alle 5:30. Oggi, intelligentemente, loro estendono moltissimo l'orario, proprio perché il fatto di poter andare, non so, al tramonto a vedere una località molto bella aumenta la mia percezione di un posto di altissima qualità. Quindi, però la sfida è anche questa. Ovviamente facendo in modo che ogni attore faccia poi la sua parte in modo rigoroso, in modo eccellente. E quindi qua entra un concetto che oggi è molto di moda,
che si chiama servitization. Oggi si dice io non compro più un'automobile, ma compro un'esperienza. Magari non la compro neanche l'automobile, faccio un full renting e ho il servizio di noleggio, il servizio di manutenzione, il carro attrezzi gratuito, eccetera. Quindi il processo che c'è spesso ed è molto forte in atto è che il cliente non compra più solo un prodotto, ma compra tutto il processo anche di servitizzazione. Non compro più solo una lavastoviglie, ma compro anche il fatto che se io ho bisogno e mi si rompe, in 4 ore arrivi immediatamente il tecnico a ripararmelo. Quello è parte integrante della mia decisione di acquisto di quel modello anziché quello di un altro. Quindi il costruire attraverso un prodotto che nel caso vostro è la bellezza del territorio, è la bontà del cibo, la cultura che si respira e i luoghi che ci sono, costruire intorno dei servizi che rendano questo prodotto ancora più forte. Questo per esempio è molto vero, e qui faccio un elemento, una riflessione abbastanza importante, ad esempio quando ci sono condizioni meteorologiche non ottimali. Se io, non so, vado in una località ligure e quel giorno piove, e magari è domenica, la possibilità di avere altri servizi, di, non so, quel giorno me ne vado dal parrucchiere, non so cosa fare, almeno ne approfitto, vado a farmi un bel taglio, piuttosto che porto i miei bambini a una PlayStation, a una playground. Ecco, soprattutto da dove? Questo è un grande tema, perché in altre località dove il tempo non è così clemente sempre, cioè c'è più variabilità, hanno costruito tantissimi servizi al contorno, per cui se quel giorno la spiaggia, il mare non è disponibile, io comunque offro tantissime altre opportunità di fare un po' di entertainment, no? Quindi molti cinema, c'è il go-kart, poi c'è, cioè se voi andate in località all'estero, questa servitization è molto molto forte. Quindi anche se il cliente non vuole in quel giorno godere della bellezza paesaggistica, ci sono tantissime altre offerte che subentrano e che mi consentono di divertirmi e al territorio di portare a casa fatturato. Un'altra cosa paradossale, che spesso capita, ad esempio se si va in Liguria, che di domenica, a parte i negozi alimentari, è tutto chiuso. Ovviamente qualche abbigliamento, eccetera, ma se io volessi, non so, andare a fare dei massaggi o della fisioterapia perché mio marito si è fatto male ed è brutto tempo e io qui non so cosa fare, ecco, la domenica, che è il giorno in cui loro hanno il massimo di popolazione, è tutto come se fosse una città come Milano, dove è vero che la domenica non c'è quasi nessuno. Quindi servitization vuol dire creare intorno al prodotto una serie di servizi collaterali, funzionanti, adeguati come capacità di risposta alle esigenze del mio cliente, pensando all'ipotetica situazione in cui oggi c'è brutto tempo, il mare è molto mosso, i miei clienti non se la sentono di andare al mare, però ho un bellissimo posto dove portare i bambini a pagamento, ho dei musei, ho un cinema, ho una spa, ho tutta una serie di servizi che subentrano nel momento in cui l'opzione più prevalente diventa un'opzione secondaria. Questo io non so quanto spesso voi abbiate diciamo variabilità anche legata al tempo, ma per esempio in realtà come Liguria, Toscana, questo è un evento importante. Ci possono essere intere giornate tipo Pasqua che piove tutti i giorni. E allora io cosa faccio? È tutto chiuso perché è Pasqua. E quindi questo fa in un certo senso 2 danni. Uno, il cliente in un certo senso non è soddisfatto, non ci va neanche perché ha visto che piove. 2, che tutte quelle opportunità di fare fatturato, di incamerare dai servizi che io potrei offrire, vengono meno. E quindi io non parto neanche per andare in quella località perché ho visto che piove e visto che a parte il mare c'è poco, sto a Milano oppure vado a vedermi una città d'arte, non so, vado a Mantova o me ne vado a Ferrara. Quindi questo aspetto di servitization, se voi andate all'estero, è molto forte, proprio perché loro sono meno fortunati di noi, hanno condizioni meteo magari meno certe e quindi hanno fatto la scelta di creare dei servizi al contorno. Ecco,
Altri aspetti che mi sento in questo breve tempo che ho a disposizione è un aspetto molto legato alla qualità. Il primo è industrializzare il processo per deliziare il cliente. Cosa significa? Mantenendo però un human touch. Vuol dire che io, laddove mi devo organizzare, cerco di creare un processo ben strutturato che faccia sì che il personale abbia tempo anche di dedicarsi al cliente. Quindi questo aspetto di industrializzare non vuole rendere l'esperienza come un numero. Io sono un numero, no? Ne ho tanti, ad agosto ho un picco, però sicuramente se io vado in un ristorante nel momento, non so, il giorno prima di Ferragosto e aspetto 45 minuti prima di poter ordinare, lì non c'è human touch che tenga. Voi potete mandarmi anche, forse anche un Claudia Schiffer, però dopo 45 minuti e magari sono anche con dei bambini, io non sono sicuramente disposto a essere così contento. Quindi industrializzare il processo significa nei momenti di picco devo avere degli standard molto chiari. Arriva un cliente, lo accompagno al tavolo, so che dopo 5 minuti qualcuno gli deve portare il menù, non deve aspettare 20 minuti per avere il menù. Questo non vuole rendere il processo come un aspetto negativo, ma vuol far sì che quando il cameriere arriverà io non sia una arrabbiatissima, perché è da 20 minuti che voglio almeno sapere che cosa c'è che posso ordinare. Quindi ci sono degli elementi che si possono standardizzare e si possono industrializzare, ma non perché voglio togliere l'aspetto umano, ma voglio far sì che l'aspetto umano venga valorizzato, perché se io poi mi metto a litigare col cameriere perché ho chiesto una bottiglia d'acqua e dopo un quarto d'ora non è arrivata, quel cameriere sì, potrà essere bravissimo, ma comunque si troverà di fronte un cliente che non è ben disposto e lui per primo spesso diventerà a sua volta un po' aggressivo perché le situazioni che sta vivendo non sono situazioni gradevoli. Quindi il fatto di standardizzare alcuni aspetti, arriva il cliente, dopo 5 minuti deve avere il menù, diciamo, il servizio deve avere una certa sua logica, devo insegnare al mio personale come gestire una folla molto alta, non può essere lasciata all'improvvisazione del cameriere sveglio o di quello meno sveglio. Quindi laddove io posso, soprattutto per gestire i momenti di alta stagionalità, devo standardizzare tutto il possibile, per lasciare poi spazio al sorriso, per lasciare poi spazio alla chiacchiera col cliente, ma non che il cameriere venga continuamente chiamato urlando e continui piccoli conflitti col cliente perché è da 10 minuti che sto aspettando, perché questo è molto importante, soprattutto, lo ribadisco, per clienti che sono stati in altre strutture. Perché un conto è la famiglia che viaggia per la prima volta, una volta all'anno e va in quella struttura, quindi ha meno esperienze. E un conto è il cliente francese o il cliente tedesco che è stato a Palma di Maiorca, che è stato, non so, alle Canarie, che è stato in Grecia e che arriva quest'anno è qui in Sardegna e si aspetta, ha già delle sue aspettative. Sa che se uno va in Spagna, magari tipicamente dopo qualche minuto un cameriere arriva. Quindi non è un cliente naïve che non ha termini di confronto. E siccome i momenti di picco non ci sono solo in Italia, ci sono in tutte le località turistiche, la capacità di industrializzare questo processo diventa importante. Perché soprattutto se io punto ai clienti che hanno un elevato spending power, loro sono un po' meno naïve e accettano un po' meno giustificazioni del tipo, sa, è un orario di punta, certamente, ma io sono stata in orario di punta anche, non so, a Minorca, ma non ho aspettato 40 minuti. Quindi non accetto delle motivazioni così, diciamo, terra-terra. Quindi questo pone una grossa sfida a chi opera nel turismo, che è quella di non essere più solo, di mantenere il tocco artigianale, ma avendo alle spalle un processo industriale. Quindi so che quei momenti arrivano, so già prima che Ferragosto, ho l'avvantaggio rispetto ad altre realtà che io i momenti di picco li posso prevedere, li so, li conosco. Posso anche sentire quali sono gli arrivi previsti a giugno. Posso sapere in certi casi, posso sapere anche in che orario arriveranno. Sono un operatore che noleggia automobili, io so quando avrò il momento di punta e quando atterra quel volo.
quindi in molti casi ho addirittura la possibilità di attrezzarmi prima. E quindi industrializzare il processo di delizia del cliente ha lo scopo di mantenere poi quel tocco umano che viene valorizzato da un processo che funziona bene. Quindi che consentano al personale di dedicarsi. Le sfide organizzative che io vi pongo. La prima appunto è quella tra standardizzare e coinvolgere. E, come dicevo, per esempio in questo albergo giapponese molto bello, con pochissima tecnologia ma tantissimo human touch, il fatto che quella persona che accoglie i clienti al taxi abbia un fogliettino col nome dei clienti che arriveranno in quella fascia oraria non è un fatto suo, è un fatto standard. Il fatto che quando per esempio si va alla reception non ci sia un banco ma ci sia un salotto, un picco delle seggioline, è un fatto standard. Anzi, addirittura l'operatore non aspetta che il cliente arrivi, ma è l'operatore che va incontro al cliente. Quindi noi non siamo un ufficio pubblico per cui il cliente si deve adeguare e viene qui al banco e si sottopone alle mie richieste. Io sono un albergo che punta da un'altissima qualità e quindi quando vedo arrivare il cliente gli vado incontro. Non aspetto che arrivi lui. Ecco, questi sono degli aspetti, quindi standardizzare è molto importante nella misura in cui non significa ingabbiare, no? Non significa dire tu devi fare 6 sorrisi al cliente e devi scuotere la testa 3 volte perché questo lo predispone. No, vuol dire però dare delle regole o un'etichetta che consentano a tutti gli operatori di capire alcuni aspetti culturali dell'accoglienza. Al contempo devo anche saper coinvolgere il mio personale, perché spesso il personale trova dei problemi organizzativi, delle piccole cose che non funzionano su cui si potrebbe fare delle azioni di miglioramento. La gestione dei picchi, come vi dicevo, è un'altra sfida organizzativa e l'altra sfida è generare persone di qualità. Abbiamo detto gli operatori che hanno contatto col cliente sono quelli che il cliente ricorda di più, che incidono maggiormente sulla mia percezione di qualità di quella vacanza. E quindi generare persone di qualità significa fare molta attenzione alla loro formazione, dare loro degli standard, ricordare delle regole e la standardizzazione, questo è un punto molto importante, la standardizzazione è un elemento molto importante proprio quando ho i momenti di picco. Perché se io ho 3-4 persone che fanno il servizio di pulizia nelle camere e all'improvviso ne devo avere 8, quindi devo chiamare altre 4 persone solo per qualche settimana, il fatto di aver standardizzato cosa significa lasciare una camera in perfette condizioni è un elemento che mi consente di inserire quelle 4 persone in più rapidamente e con maggiore affidabilità. Se invece è la signora anziana, anziana nel senso che è da tanto che lavora nel mio albergo, che istruisce la nuova che è appena arrivata, il rischio che non tutto venga detto e qualche cosa venga tralasciato è molto più alto. Quindi soprattutto nei momenti di picco l'avere un certo grado di standardizzazione è molto importante perché mi consente di far fronte con delle persone magari dedicate temporaneamente a quelle attività pur garantendo una qualità molto alta. Non so se voi sapete, in Toyota, che è un po' la nostra fonte continua di spunti, che anche in Italia, Toyota è anche presente in Italia, quando voi andate a fare il tagliando, che cosa succede? Loro sono molto bravi perché hanno deciso di fare una formula che per esempio attira molto i taxisti che hanno Toyota e che quindi arrivano, la macchina viene presa all'orario molto puntualmente, loro si fermano, bevono un caffè, fanno delle cose, stanno lì, leggono, nel frattempo la macchina viene sistemata e viene rimessa in tagliando e lui può andare via senza fare avanti e indietro, perché quando io porto la macchina a fare il tagliando, io vado con la macchina, poi devo tornare, non so, da un'altra parte, ma sono a piedi e magari il punto dove c'è quell'officina non è proprio vicinissimo, poi devo ritornare facendomi accompagnare da qualcuno, quindi questi aspetti sono stati molto, molto ben colti. Ma la cosa più interessante è che loro danno come standard all'operatore che vi riconsegna la macchina,
che ve l'ha sistemata, ve l'ha messa a posto, ha cambiato le pastiglie dei freni, eccetera, loro dicono all'operatore di risintonizzare le radio del cliente sulle radio che lui aveva quando ha portato la macchina. Perché molto spesso uno arriva, lascia la macchina con tutte le sue radio già memorizzate, le riprende e ha tutto la radio che è, diciamo, che non è più sintonizzata sulle sue e deve risintonizzare tutti i canali. Allora, un elemento di dettaglio, sicuramente importante, non fondamentale, ma che attesta e si chiama qualità eccitante, è che chi riconsegna la macchina la deve restituire con le canali esattamente uguali a quelli che il cliente aveva quando ha lasciato l'automobile. Allora, cosa significa questo? La standardizzazione è un elemento culturale molto importante. Significa che non esiste nessuna persona in azienda che fa un lavoro così inimportante da non richiedere di essere standardizzato. Cioè non c'è nessuno in azienda il cui lavoro è talmente di bassa importanza che non richiede standardizzazione. Nel momento in cui non standardizzo il lavoro della persona che, non so, viene in camera perché il televisore è rotto e mi aggiusta il televisore nella mia stanza e magari poi lascia sporco, oppure si dimentica un attrezzo, oppure non chiude o non risintonizza, ecco, io sto dicendo a quella persona il tuo lavoro è talmente poco influente, incide talmente poco, che non ho bisogno di darti una standardizzazione, cioè fai pure come vuoi, vai, cerca di aggiustare, cerca di rimettere la televisione funzionante e esci così, un po' come, adesso sto un po' diciamo estremizzando, ma un concetto molto importante che le strutture che diciamo sono fautrici della qualità ricordano è che non esiste alcun mestiere in un'azienda che è così poco importante da non richiedere un'attenzione di standardizzazione. L'aspetto importante collegato al coinvolgimento è che gli standard poi vengono chiesti anche agli stessi operatori. Ho notato che quando, non so, il cliente dice che l'aria condizionata è rotta e io vado ad aggiustarla, spesso mi chiede certe cose, faccio in modo che questa mia esperienza diventi patrimonio anche degli altri manutentori della mia struttura. Ok, quindi non esiste lavoro così influente da non dover essere standardizzato. Ok. Quindi il ruolo chiave delle persone. In questa filosofia della qualità le persone sono al centro e sono quelle che in un processo ben organizzato possono fare la differenza. Quindi non significa che io li lascio improvvisare. Qui c'è un po' la metafora del jazz. Il jazz è molto improvvisazione, no? Si sa che i grandi suonatori di jazz improvvisano, ma per poter improvvisare hanno provato in maniera molto rigorosa alcune melodie, alcuni spartiti. Quindi l'improvvisazione si innesta bene in una struttura che è solida e robusta dal punto di vista organizzativo, altrimenti diventa io posso capitare al cameriere sveglio, veloce, bravo, posso capitare anche al nuovo ragazzo stagionale che sbaglia a prendere la comanda, che mi porta l'acqua calda perché nessuno gli ha detto prima di controllare se ce n'è un'altra in frigo. Ecco, quindi in assenza di un processo diciamo robusto, l'improvvisazione significa che mi può andare molto bene come cliente perché trovo quello in gamba, o mi può andare molto male, la persona che magari anche dal punto di vista dell'aspetto viene al mio tavolo, mi serve, mi sembra un pochettino trasandato, e quindi io che sono magari in un bel ristorante dico cavolo, magari insomma mi dà una sensazione non del tutto. Quindi questo aspetto è molto importante. Creare persone di qualità vuol dire coinvolgerle, vuol dire formarle, vuol dire avere fiducia, vuol dire darle la possibilità anche di dare qualche suggerimento su quello che si potrebbe migliorare del processo in cui loro lavorano. Quindi avere fiducia nelle persone. E quindi una cosa molto importante, perché noi spesso sentiamo dire io farei un ottimo lavoro, ma ho del personale veramente poco motivato. Ecco, il vero tema è che le persone non sono mai un problema. Se gestite adeguatamente possono diventare una soluzione. Possono essere sicuramente quello che fa la differenza. Noi sappiamo che la cordialità, il calore umano,
la giovialità di un operatore che sta in Italia è forte, c'è una predisposizione, però che può diventare improvvisazione. Noi dobbiamo fare in modo che loro, all'interno di un ruolo professionale molto buono, ci sia poi la capacità di tirare fuori il cuore che hanno le persone quando fanno il loro ruolo, mescolato però a una concezione molto forte di quelle che sono le cose che vanno sempre fatte. E quindi questo è un po' il tema. Allora, l'aspetto importante che mi preme ricordare, e questo è un aspetto che l'assessore ha in parte ricordato, che in un territorio, nell'ambito del turismo, si vince solo insieme. Quindi è vero che non dipende da me l'orario dei negozi, dipende dall'assessore al commercio e che quindi non mi rilascia l'autorizzazione. E questo è vero, però il tema importante è questa consapevolezza che soprattutto dove c'è una forte eccellenza si vince laddove gli operatori tra di loro collaborano fortemente. E c'è questa consapevolezza che scambiarsi informazioni, che coordinarsi può fare quella differenza determinante nella customer experience di un turista. Allora, alcuni suggerimenti. Io adesso poi mi avvio verso la fine perché vorrei lasciare spazio a qualche domanda. Copiare con intelligenza. Voi qui oggi ho visto c'è il tema dei borghi, e quindi il caso francese, ci sono tantissimi eventi che vanno a pescare da altre realtà per cogliere spunti. Allora, copiare con intelligenza ed essere curiosi, andare a vedere senza avere, diciamo, un po' quello che è l'ostacolo all'apprendimento. Noi siamo diversi. Bellissimo. In Romagna sì che sono simpatici, ma noi siamo diversi. Ecco, la capacità di copiare con intelligenza è la capacità dei geni. Newton diceva: se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti. Quindi io non voglio copiare in maniera stupida, dicendo tutto quello che viene da fuori è bello e io lo faccio in maniera poco intelligente, però la curiosità di fare un viaggio in qualche località italiana famosa o estera per vedere cosa loro fanno è la capacità dei geni. È quello di prendere qualche spunto e dire: ma anche da noi si può fare, con qualche piccolo accorgimento. La colazione fino alle mezzogiorno, beh certo, magari in qualche giorno della settimana è vero che mi comporterà magari fare qualche spostamento di turno, magari il lunedì, che so per certo che i miei clienti sono molto meno, modifico il turno del lunedì, però sabato e domenica chiedo al mio personale di fare una mezz'ora in più, e questo incide magari sul cliente americano che è abituato a mangiare orari diversissimi dai nostri. In America si mangia a qualsiasi ora. Quindi copiare con intelligenza ed evitare il grande tema del noi siamo diversi, da noi non si può fare, da noi non funzionerà mai, è l'elemento delle realtà che vogliono migliorare continuamente. L'altro aspetto importante che mi sento di raccomandare è di ascoltare il vostro personale di frontline. Spesso il personale di frontline sente moltissimo, il cliente prezza, fa dei commenti, racconta di qualcos'altro, chiede delle cose che loro non possono erogare, quindi loro sono dei formidabili detector di esigenze nuove, di cose che avvengono in altre realtà, perché dicevano: ma come mai non si può fare questo? Ma io sono stata appena adesso, lì si poteva fare. Il cliente parla. Quindi il personale di frontline è il primo ricettore di tantissime cose che il cliente racconta, che possono essere dei segnali deboli di nuove esigenze o dei segnali forti di esigenze che in questo momento noi non siamo in grado di soddisfare. Quindi ascoltare il proprio cliente, il proprio frontline, è molto importante, perché è una formula, se permettetemi il termine, abbastanza poco costosa per raccogliere informazioni di quello che sta succedendo in Corsica, in Spagna, di quello che noi oggi non riusciamo a fare, o quelle cose invece che stanno funzionando molto bene, che quindi devo rafforzare. Cercare soluzioni semplici, evitando la qualità superflua.
Mi ricordo il professor Parasuraman racconta sempre l'episodio del menù dei cuscini, in cui racconta che spesso in alcuni alberghi c'è la possibilità di scegliere tra 15 tipi di cuscino, quello morbido, quello semimorbido, quello con le piume, quello con lattice, eccetera, che ha un costo altissimo, perché vuol dire avere un magazzino, avere un deposito, avere delle norme di igienizzazione di questi cuscini anche se non vengono utilizzati. Quanto incide questo sulla soddisfazione del cliente? E come vi dicevo facendo l'esempio precedente, e quanto incide avere questi cuscini e poi avere 10 minuti al checkout perché sono in coda per pagare il conto? Forse, come lui raccomanda, varrebbe la pena di eliminare il menu dei cuscini, che magari è una trovata molto bella per il marketing, che fa molto chic, ma per il cliente incide poco, e avere un presidio maggiore in certe fasce orarie quando il cliente va via. Oppure, spesso una barzelletta che si racconta è quando io vado in una camera in cui per accendere la luce ho 12 pulsanti, quindi la luce bassa, la luce del televisore, la radio, quindi molti tasti che hanno costi di manutenzione, che hanno costi di installazione, quando non è detto che il cliente li percepisca come valore, perché gli basterebbe poter accendere e spegnere la luce e magari semplicemente regolarla in certe occasioni. Quindi evitate la qualità superflua, e per questo ascoltate il personale di frontline, perché il personale di frontline osserva. Io chiamo un sacco di volte per, non so, regolare la temperatura della mia stanza. Non riesco a capire come riuscire a metterla alla temperatura giusta. Un mio manutentore, che viene chiamato centinaia di volte in un mese, mi dice: guardate che questo sistema che avete adottato non funziona. Io vengo chiamato spessissimo perché il cliente non sa regolare la temperatura. Questo è un segnale importante. Se io lo ascolto e dovrò un giorno rifare le mie stanze e dovrò riarredarle, ne terrò conto. Quindi la qualità superflua è dannosa perché assorbe soldi, assorbe risorse, ma non genera altrettanto valore per il cliente. Curare l'organizzazione dei processi, e quindi con le risorse disponibili, facendo al meglio con quello che si ha, e comprendere l'importanza dell'informazione tra voi e il cliente per rassicurare e garantire una buona customer experience. Ecco, una cosa importante è che l'informazione per il cliente è molto importante, mi aiuta a rassicurarmi, cioè, non so, io faccio un esempio, chiedo spesso qual è l'orario dell'autobus che va alla spiaggia più bella della località dove sto. Vado al front desk, vado al concierge, dico: senta, mi sa dire gli orari degli autobus? Ecco, nulla vieta di creare, come è successo in quell'albergo giapponese, un piccolo fogliettino scritto con orari, con lingue diverse, che rassicura. L'aspetto dell'informazione è non solo che mi dà informazioni, ma mi rassicura, mi fa sentire in controllo della situazione. Quindi elimina un fattore di stress. L'informazione riguardo agli orari, riguardo agli orari dei miei servizi, riguardo ai posti dove posso trovare certi trasporti, quindi questo è un elemento molto importante. Quindi utilizzare numerosi mezzi per comunicare col cliente. Questo, se voi andate appunto in realtà molto evolute, c'è molto. Informazioni visive, foto, immagini, fumetti, testi, quindi questo è molto importante. Considerate la gestione del disservizio, questo, se posso darvi una raccomandazione, questo veramente è un elemento importante, come una straordinaria opportunità per stupire il cliente. Quindi mappate i disservizi principali che possono verificarsi in una struttura come la vostra, perché anche il cliente li potrebbe spesso indicare, e create delle procedure che funzionano. Perché così come rappresenta una formidabile occasione per stupire, rappresenta altrettanto una formidabile occasione per far decidere al cliente di non mettere mai più piede in Sicilia o in Sardegna e fare un passaparola negativo. Quindi l'effetto del cliente a cui viene accordata, non so, uno sconto sulla camera, invento, perché l'aria condizionata a luglio non ha funzionato, consideratelo come un investimento di marketing. Quindi magari farete un dépliant in meno, una brochure in meno, ma quel cliente
laddove ovviamente non c'è possibilità di cambiare l'istanza, questo lo do per scontato, quindi considerate quel budget per gestire il disservizio come budget dell'area marketing, perché un cliente che è stato stupito, nel momento in cui si sente più vulnerabile, la mia stanza non c'è, non trovo taxi per arrivare all'aeroporto, devo andare a prendere il mio aereo, ho paura, quindi il costo fisico di stress è alto, e in quel momento in cui sono più vulnerabile, se voi mi sorprendete, quello creerà una specie di affetto per l'operatore che mi ha risolto, che farà sì che io parlerò di quell'evento più volte. Altrettanto vero è che se io mi sento tradito nel momento in cui succede qualcosa che non funziona, il cliente è vendicativo, ne parlerà spesso, ma soprattutto deciderà che non vorrà più avere niente a che fare. La sua fiducia non verrà più accordata. Quindi questo investimento che voi fate quando gestite un disservizio, consideratelo veramente un elemento di budget di marketing. Create un flusso di informazioni continuo con tutti gli altri attori del territorio e standardizzate i processi per renderli robusti, soprattutto in momenti di picco. Questo è un elemento importante, perché nei momenti di picco la capacità, la professionalità di un operatore viene messa a dura prova. Un operatore che apre oggi un ristorante e in un certo senso magari si improvvisa un po', un conto l'operatore è che fa 20 anni di stagioni ad agosto. Qui si deve vedere la differenza. Ho fatto 20 anni in questo settore, so che esistono dei momenti di picco, la differenza tra me, ristorante storico, e te, ristorante aperto l'altro ieri, che magari prima facevi, non so, un altro mestiere, è che io nei momenti di picco ti faccio vedere che sono un professionista. Ti dimostro che è vero, non è, gestire 10 clienti non è come gestirne 60, però tutto quello che io potevo fare per standardizzare, per rendere la tua customer experience migliore, lo faccio perché io ho 20 anni di esperienza e non sono una persona che si improvvisa. Questo è un elemento molto importante. Ecco, vi lascio queste 10 regole, sono 10 regole che arrivano dal mondo della qualità e che a noi piacciono molto perché sono un po' un decalogo importante, semplice, di tante cose che si possono fare e che dipendono da noi, che non dipendono da altri, no? La prima è che di abbandonare gli stereotipi. Da noi questo non si può fare. Oggi il mondo è molto cambiato. Tantissime tecnologie, tantissimi mezzi che prima non esistevano, tantissimi modi per fare le cose, tantissimi strumenti anche sul web per diffondere un'esperienza positiva o altrettanto per diffonderne una che non ha funzionato. Quindi le idee fisse oggi sono un vero e vero ostacolo culturale. Pensate al modo di rendere le cose possibili. Da noi, con i contratti che abbiamo, è difficile fare l'orario della colazione un po' più, fare il ristorante alle 10:15 quando l'aereo, con tutti i vincoli che abbiamo. È vero, lo conosciamo, ma noi dobbiamo concentrarci a trovare il modo per renderlo possibile, perché il cliente che arriva appunto con l'aereo in ritardo e ha fame e trova che il ristorante ha chiuso 2 minuti prima, pur sapendo che l'orario degli aerei è facilmente disponibile, non capisce, non gli interessa del contratto. Allora l'idea è di cercare, ma poi magari la soluzione non sarà facile da trovare, ma io mi sforzo e mi concentro su tutto quello che si può fare per arrivare incontro a una soluzione anche temporanea, se voglio soprattutto puntare a clienti che spendono tanto. Se io voglio puntare a clienti che spendono tanto, queste cose le devo risolvere, perché nell'aspettativa di un cliente che, come dicevo, conosce tante esperienze, non solo la vostra, questi alibi non reggono. Non cercare scuse, è vero che è difficile, cioè non stiamo cercando giustificazioni, ci sono difficoltà, la pubblica amministrazione spesso è difficile da gestire, è difficile trovare, però ci sono anche tante pubbliche amministrazioni invece che sono ricettive, che cercano, hanno capito questo messaggio, quindi cerchiamo di guardare la parte che si può fare, ricercare soluzioni semplici, non perfette, piuttosto
piuttosto che nessuna soluzione, perché mi piacerebbe avere un'app che mi comunica in tempo reale quando il mio cliente mette piede sulla Sardegna e comunica col mio receptionist attraverso un sistema digitale ma non c'è bisogno di tutto questo. Quando arriverà quella possibilità la adotteremo se è economicamente conveniente, se no troviamo soluzioni molto più semplici. Un po' come i taxisti di Reggio che si sono organizzati in modo molto semplice, però di fatto quella cooperativa di taxi è molto meglio delle altre due che operano a Reggio Emilia, perché quando uno arriva sul taxi dice cavolo, siamo in ritardo, sto per perdere, e dice no guardi, mi hanno detto che in questo momento c'è un problema e quindi lei può fare tranquillamente. Correggi subito gli errori, quindi se c'è qualcosa che non funziona cercate effettivamente di attivare subito questa attività di miglioramento. Usate l'intelligenza e non il portafogli. Spesso l'intelligenza, l'ingegno, la capacità di organizzarsi bene è indipendente dal fatto dell'avere tante risorse. È chiaro che le risorse servono, ma non sopperiscono all'assenza di idee. I problemi sono opportunità, ripetete 5 volte perché dove c'è un fenomeno che non sta funzionando, ricercate idee da molte persone, quindi tenete conto che le persone che lavorano con voi nella vostra struttura sono una risorsa, sono delle persone che possono dare molte idee geniose e anche il vostro cliente è una risorsa, perché se vi racconta qualcosa che ha vissuto da un'altra parte, vi fa un po' come da ricettore di quello che sta avvenendo in altri territori. Quindi parlare col cliente, ascoltare quello che lui dice, fa sì che anche lui possa diventare una risorsa. E ricordate sempre che poi non c'è fine al miglioramento, cioè la ricerca di livelli sempre più elevati di eccellenza è un elemento che contraddistingue proprio i campioni di un settore, e quindi questo è un aspetto molto importante. Bene, io qui ho un po' fatto una carrellata di tutta una serie di temi importanti che riguardano la qualità, le aspettative del cliente e come riuscire a superare queste aspettative. Abbiamo parlato della qualità implicita, esplicita e latente, quindi quella eccitante, la signorina che mi chiama per sapere se non mi sono persa, e soprattutto, ricordando un po' il professor Parasuraman, le 5 dimensioni che un cliente giudica quando valuta un servizio. Ecco, la cosa che mi preme ricordarvi è che l'affidabilità, il mantenere gli impegni presi, è la numero 1. La seconda è la capacità di risposta, gli orari, la possibilità di usufruire dei servizi in un modo che tiene conto realmente della mia customer experience. L'altro elemento importante di cui abbiamo parlato è il tema della gestione del disservizio, che è un elemento spesso, e soprattutto nel mondo italiano, poco sentito culturalmente. È come se uno non volesse accettare che questa cosa possa avvenire, ma in realtà avviene e quindi la devo gestire. E l'altro aspetto molto importante che mi preme molto ricordare è il tema 1 della standardizzazione, che non deve essere un elemento di vincolo o che irrigidisce il mio processo, ma lo rende robusto, soprattutto in momenti in cui c'è una grossa pressione sulla vostra struttura, perché l'affluenza è molto alta e il mio processo robusto mi garantisce che tutto quello che va fatto e si può fare venga fatto nel modo più corretto possibile. Per esempio un gruppo, ma vi parlo di una cosa molto semplice, un gruppo di camerieri di una struttura dove noi abbiamo lavorato ha detto: è vero, noi spesso nei momenti di picco facciamo fatica addirittura a portare il menù al cliente, e quindi questo lo indispone, perché è lì che aspetta, si sbraccia. In quel momento lo sforzo mentale è alto, dice chissà se mi ha visto. Hanno chiesto, facendo una valutazione economica molto spicciola, di avere più menù in modo che in ogni tavolo ci fossero dei menù. Ma non è una cosa che chiedeva Heinz, che richiedeva un'analisi fatta a Harvard, ma di fatto il cliente arriva, il tempo di attesa non c'è più perché inizia a guardare il menù. È vero che c'è stato un costo leggermente più alto per la stampa di qualche menù, ma il recupero in customer satisfaction, e soprattutto il cliente ordina di più, perché anziché aspettare ha più tempo a disposizione, quindi magari, visto che non è tardi, ordina anche un dolce perché
avuto tutto il tempo per guardarselo bene e godersi l'esperienza di un pranzo. Ecco, questa è una piccola idea che vi racconto di un gruppo di camerieri di una località turistica dove questo tema era molto sentito, che con questo suggerimento hanno in un certo senso recuperato un po' di tempo loro, perché andare a portare il menù non è a grande valore aggiunto, e hanno fatto sì che il tempo con cui la cucina ricevesse le comande fosse più rapido a un costo tutto sommato ragionevole. Quindi cercare idee, coinvolgere le persone, creare degli standard, questo è un po', diciamo, a mio parere una delle cose più importanti, avendo fiducia nelle persone, facendo leva sul loro cuore, sulla loro mente, creando un senso di orgoglio, dando loro un senso di visione. E il nostro territorio deve dimostrare che noi siamo bravi nell'accogliere le persone, che noi non trascuriamo i dettagli, che noi non siamo operatori come quelli di Abu Dhabi che 2 giorni fa facevano i coltivatori, gli allevatori di cammelli, adesso si improvvisano operatori turistici. Noi abbiamo una tradizione, noi abbiamo cultura, noi abbiamo cibo di qualità. Quindi la vera sfida è creare questo senso di visione, questo senso di orgoglio in tutta la squadra, interna e del territorio, per far sì che la meta della Sardegna diventi una meta d'appeal, addirittura che tutti possano aspirare e dire un giorno, quando avrò la possibilità, ecco, noi andrò a fare una mia vacanza in un posto splendido e meraviglioso come quello della Sardegna. Bene, con questo io vi finisco, spero di avervi dato qualche suggerimento utile e vi chiedo se c'è qualche domanda, qualche cosa che volete, qualche commento, ecco. Ecco, quando c'è un problema, i miei clienti si sono lamentati su TripAdvisor perché hanno aspettato tempi di attesa molto lunghi. La reazione normale è quei deficienti dei miei camerieri che non si svegliano ad andare ai tavoli. La vera domanda da fare è: perché ho tempi di attesa così lunghi? E qua si dice di andare, perché per esempio la disposizione dei miei tavoli non consente al mio personale di capire. Io ho visto in un ristorante una cosa divertente, fatta molto bene, in un ristorante spagnolo, una specie di lampadina che il cliente quando voleva accendeva, colorate, tutte molto carine, cioè non fatte come la mensa aziendale della Fiat o dell'Iveco, ma divertenti, che significava che quando il cliente voleva, non so, un'altra acqua o accendeva questa lampadina colorata, e per il cameriere era molto più facile capire quali erano i tavoli che avevano bisogno di attenzione. Era anche a prova di stupido, c'è anche un cameriere che avesse fatto tutta la serata in discoteca la notte prima e fosse addormentato, vedeva la lampadina e andava al tavolo. Quindi creare dei sistemi, andare alla radice dei problemi e cercare quindi attraverso 5 volte perché. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.